Ok, dopo che sono stata zitta fino adesso per rilevare il VP, vado lungo il sentiero per andare alla trincea Gioffre. Questa è tutta un'altra strada rispetto a quello che ho fatto con le mie amiche l'altra volta. Vedo che ci sono altre trincee lungo la strada. Non so se fa parte sempre del vallone degli aceri. Noi eravamo su quella lì, laggiù, adesso qua ce n'è un altro. Qua una serie di mini trincee, o sono crollate, non sono state messe a posto. Ma c'è un'altra postazione per le mitraglie, adesso mi avvicino. Allora, lì è dove c'erano, qua giù è dove c'erano le grotte, qua non c'è nessuna grotta, però c'è una postazione, come abbiamo visto prima, per le mitragliatrici, meno profonda. Secondo me queste per un motivo o per l'altro si sono riempite di terriccio e non sono state messe a posto. Parlate nello strumento che ho in mano, per cortesia. Qua vedete ce ne sono altri muretti. Questa è proprio stata lasciata così. Qua c'è un altro cerchio, che sicuramente quello, non so, non si vedono neanche, non so se erano più bassi questi o veramente sono stati lasciati pieni. Scavando magari si trova. Ci stiamo avvicinando alla stazione, dove c'è quel sentiero. Vedete che è tutta una serie di trincee. Però in cui è franato qua. Ce n'è un'altra profonda, vediamo un po' se riusciamo. Si è mantenuta meglio la trincea.
dall'altra parte, guardandomi indietro. Questo è sempre guardando dietro. Questo prosegue. Pensavo fosse più piccola, invece prosegue. È suggestivo questa parte con tutto questo muschio. È diventata la casa del muschio. Chissà se c'era anche all'epoca quando c'erano gli uomini che sparavano. Da allora si era formato. Chissà questi pali a cosa servivano. Questo antro, forse si riparavano qua, si ammucchiavano tutti insieme per mangiare.